Ciao, benvenuto. Oggi siamo a fare un giro a Sauris, finalmente ha nevicato e siamo venuti per l'appunto nella vallata di Sauris. Siamo partiti da Sauris di sotto e saliremo al monte Pieltinis. Prima passeremo per la Malga, poi arriveremo in cima e dopo dovremo riuscire a fare un anellino in quota per poi ridiscendere a Sauris di sotto. Come ti dicevo, finalmente ha nevicato un po', non tantissimo. In questa zona ha preso più le Alpi Giulie, dove è caduto quasi mezzo metro in una notte. Qui ha fatto circa una ventina di centimetri e va giusto bene per riuscire a camminare senza troppa fatica e godere di paesaggi fiabeschi. Qui sotto c'è per l'appunto Sauris di sotto, un paesino, sono circa 1000-1100 metri, famoso per il prosciutto e per la birra. E ovviamente se non sei mai stato ti consiglio di andare a fare un salto, sia perché è un bel paesino e poi appunto perché si mangia molto bene. Poi è pieno di facili camminate, anche oggi facciamo 700 metri mi pare e circa una decina di chilometri per in tutto andare e tornare. Quindi sì, è una valle dove ci sono camminate difficili ma anche semplici camminate, e d'inverno va molto bene per ciaspolare. Ci sono un paio di articoli sul mio blog su delle ciaspolate che si possono fare e anche alcuni video che magari ti lascio qui sotto. Adesso ripartiamo, siamo praticamente appena partiti e noi ci sentiamo dopo. Allora, in un'oretta circa siamo arrivati a Malga Pieltinis. Questa è una struttura d'estate aperta, è monticata e probabilmente fa anche da agriturismo, ma non ne sono sicuro, però ci sono alcuni indizi, tra cui degli sdraietti in magazzino e la porta del bagno indicata, che potrebbero far propendere per questa ipotesi. La struttura non presenta alcun ricovero. Tutte le porte sono chiuse, tranne c'è un piccolo magazzino dove ci sono alcuni attrezzi e se no ci sono delle tettoie. Non c'è una struttura chiusa e non c'è nemmeno una stufa, quindi sì, in caso di emergenza ci si può riparare nello stanzino, però non ci sono delle strutture adatte a fermarsi né per dormire, no, ma nemmeno magari in giornata. Certo, una giornata splendida come oggi ci si può sedere fuori, ci sono alcune panchine e si può mangiare così. La Malga è in questa bellissima conca e adesso il monte dove saliremo è qua dietro, poi dopo completeremo il giro passando in cresta e poi torniamo giù per il sentiero che abbiamo fatto anche in salita. La conca è molto bella, così con la neve non ce n'è tantissima. Qui c'è un nivometro, ieri sono andato a guardare i dati, segnava 17 cm di neve. Purtroppo non ha nevicato per praticamente tutto dicembre, quindi c'erano state delle nevicate a inizio dicembre, poi la neve è rimasta solo verso nord, qui probabilmente era quasi tutta sciolta, difatti sì, non ce n'è tanta. Sembra quasi un paesaggio appunto di inizio stagione, inizio dicembre. Sì, comunque va molto bene così perché fino alla scorsa settimana non c'era niente. Almeno è un inizio, speriamo che adesso continui e insomma che crescano un po' i centimetri. Bon, adesso abbiamo fatto una pausetta, ripartiamo, non lo so, non dovremmo stare tantissimo, ormai
credo il grosso l'abbiamo fatto, adesso dobbiamo fare un pezzo di strada, poi riprenderemo il sentiero e arriveremo sul monte Pieltinis. Eccoci qua, siamo arrivati sulla cima, ci abbiamo messo un paio di ore circa. Alla fine dalla Malga è stato un pochino faticoso, c'era un po' di neve sulla strada, non tantissima, però si sprofondava un po'. Insomma, non è mai semplice camminare sulla neve anche se ce n'è poca. E questa è la vista che si gode 360 gradi praticamente. E qua davanti, aspetta, in giro, qui ci sono le montagne della Val Pesarina. Dopo da quella parte si vedono giù tutte le Giulie, mentre da questa parte Bivera, Tinisa, tutta la zona diciamo della vallata che porta a Forni. In lontananza poi si vede l'Antelao, le 3 cime di Lavaredo si dovrebbero vedere, ma ci sono un po' di nubi, magari prima che torniamo giù si apre, vediamo se riesco a farci una zoomata. E, direi che è un panorama veramente maestoso. Si spazia, si arriva giù, ti dico pure, verso le Alpi Giulie, si vede bello, gli Off di Montasio, quello abbastanza alto e si vede bene. E si potrebbe vedere anche la pianura, c'è un po' di foschia, peccato. Qua sotto c'è un'altra malga, ce n'è parecchie in questa zona, difatti c'è anche un giro delle malghe che si può fare in bicicletta, si fa tutto su strada, è abbastanza lungo da fare a piedi, in bici si riesce a concluderlo un po' più rapidamente. Ce n'è diverse, sono quasi tutte monticate e alcune fanno anche da agriturismo, altrimenti si comprano i prodotti che vengono fatti nelle malghe, hanno gli spazi appositi. Allora, qui in mezzo dovrebbero esserci le 3 cime di Lavaredo, ma c'è la nebbia, c'è nuvoloso e non si vede. Questo credo sia l'Antelao, poi c'è il Bivera, l'Apsavon. Quello lì, questo credo sia il Durano, non sono sicurissimo, però comunque è zona Pordenone. Poi Lovinzola, dopo si va giù, qui pianura con la nebbia. Poi abbiamo qua giù in fondo lo Iof di Montasio e dopo le Alpi Carniche, Coglia, Schianevate e la zona della Val Pesarina. Bene, siamo tornati giù, siamo quasi in paese, adesso abbiamo l'ultimo pezzettino su strada e dopo arriviamo a Sauris di Sotto. E il secondo pezzo di escursione, diciamo quello per tornare indietro, è stato abbastanza interessante, un po' più
avventuroso della prima parte. Eravamo comunque su un sentiero, ci sono dei picchetti ogni tanto, però abbiamo fatto tutta una linea di cresta molto panoramica verso la vallata di Sauris. Si vedeva il lago, il paese qui, Sauris di sotto, di sopra, e poi tutta la valle verso Caserarazzo. Per la discesa abbiamo utilizzato i ramponi, visto che bene o male insomma eravamo su tratti esposti. Sì, diciamo è stata una scelta lungimirante. Non c'era tanta neve, ma non era il caso di scivolare. Con più neve si possono utilizzare le ciaspole, si può arrivare prestando un po' di attenzione fino alla Malga. Sicuramente il primo tratto di sentiero ha un paio di attraversamenti, sono un po' tipo dei colatoi o comunque dei valloni molto stretti, quindi magari se c'è un rischio valanghe è meglio evitare, altrimenti se c'è un buon strato di neve si possono utilizzare le ciaspole. Quando si arriva poi nel vallone delle Malghe, dopo lì nessun problema, si può fare un giro, si arriva alla Malga, si torna indietro. Per salire sul monte Pieltinis meglio avere anche i ramponi, perché inizia a essere un po' ripido, e poi se si vuole fare il giro che abbiamo fatto noi oggi, ramponi assolutamente. Deve essere molto bello anche d'estate, penso di tornarci. Qua a Sauris vengo solo d'inverno, e è il caso che una volta venga a farmi un giro anche d'estate. Bene, allora spero che anche questo video ti sia piaciuto. Io ti ringrazio per avermi seguito e ti saluto. Ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao!